Dottor Secolo, quest'anno Fondazione Bernardi compie 30 anni di storia. Com'è andato tutto questo percorso di lavoro e quali sono le novità che dobbiamo attenderci? Allora, 30 anni di impegno sono stati molto importanti, nel senso che noi siamo passati da 2 comunità attualmente a 4. Ma quello che è stato importante e delicato è il cambiamento della, diciamo, nostra popolazione assistita, perché 30 anni fa i problemi erano semplici e come la società si è evoluta, adesso abbiamo problemi psicosociali non trascurabili. Le novità sono che noi intendiamo celebrare questo trentennale che scade nel 2025 con un percorso che durerà 1 anno, all'interno del quale svilupperemo 2 ricerche con l'Università Salesiana di Mestre e svilupperemo un percorso volto alla formazione e creazione di un comitato di etica diciamo della fondazione, che è una cosa particolare, e continueremo con il grosso impegno della formazione del nostro personale. Faremo un ulteriore corso di formazione per volontari e apriremo la 5ª comunità, la comunità diurna con 10 posti, che verrà dedicata diciamo, in ricordo di Marco Ronchese, un ragazzo giovane che non c'è più, e per il quale la famiglia ci sta sostenendo in maniera importantissima. Vediamo che lei è insomma a fianco di un'immagine fotografica. Per chi non lo conoscesse, può spiegare chi è, qual è stato il ruolo in questa fondazione? Allora, l'onorevole Innocenti è stato il fondatore di fatto di questa fondazione, nel senso che la signora Bernardi, che ha lasciato dei patrimoni importanti con i quali tutti gli edifici che noi abbiamo sono stati costruiti, aveva nominato erede testamentario l'onorevole Innocenti con l'impegno di realizzare delle opere a favore dei minori. L'onorevole Innocenti ha cominciato i lavori della prima casa, questa dove ci troviamo in via Einaudi, sono nati nel 94 e nel 95 la prima comunità ha aperto i battenti. Purtroppo l'onorevole Innocenti, 23 anni fa ormai, quindi lui ha potuto sviluppare il suo impegno e la sua dedizione quotidiana per 7 anni e quando è mancato io ero vicepresidente così un po' onorario e da 23 anni ho l'onore di guidare questa fondazione che ovviamente tante soddisfazioni dà assieme a tanti pensieri, perché sono padre di un unico figlio e quindi ho altri 50 per mano, quindi tanti. C'è un augurio che si sente di fare per i prossimi 30 anni di questa fondazione? Ma l'augurio è che la fondazione, come ha sempre fatto, sia costantemente a disposizione e in aiuto dei minori, per i quali noi cerchiamo di creare dei momenti di pausa, di ristoro, di recupero e di miglioramento di sé, laddove poi ovviamente torneranno all'interno di una società che essa stessa ha bisogno di interventi migliorativi.